Una prima rimpatriata tra tutti i circa 400 volontari che operano nel comune di Vigonovo, all'interno di una trentina di associazioni del settore educativo, del tempo libero, dell'intrattenimento, dello sport e dei servizi alla persona. L'azione si è tenuta presso lo stand gastronomico parrocchiale nell'ambito del sagrone in svolgimento in questi giorni, come riconoscimento per la preziosa opera di servizio prestata alla comunità. Per noi è stata un'occasione nuova, sicuramente da ripetere, straordinaria e che ci ricorda quanto fortunati siamo poter contare proprio sul mondo del volontariato e i volontari, che sia nel settore culturale, sportivo, in tutti i settori, anche del commercio qui da noi a Vigonovo, danno il loro contributo e ci aiutano a rendere Vigonovo più accogliente, più vivace e più viva. Parte delle offerte raccolte saranno devolute al restauro del tetto della chiesa parrocchiale. I volontari sono il cuore pulsante della comunità cristiana. Senza il volontariato noi non potremo esistere semplicemente, sono la cosa più importante che abbiamo e il modo più autentico di vivere il Vangelo. Un momento di silenzio è stato dedicato a Tarquinio Galenda, di 69 anni, il volontario molto conosciuto a Vigonovo e mancato dopo malattia.